un giornalista mi ha detto: ma se vincono in Stocchia voi riprendete la battaglia indipendentista, ma noi non abbiamo mai. La scommessa che facciamo è che contro i regimi europei e di Roma, se ci mettiamo tutti insieme, le persone di buona volontà, ovunque stiano, ovunque siano nate, ovunque lavorino, se si mettono insieme hanno più probabilità di vincere. Quindi Veneto, quindi Piemonte, quindi Lombardia, ma perché no Sardegna, perché no Sicilia, perché no Salento? Qua c'è da salvare il lavoro e il futuro dei nostri figli da un'Europa che sta massacrando in primis queste montagne. In primis queste montagne, perché vivere in montagna è più difficile, lavorare in montagna è più difficile, andare a scuola in montagna è più difficile, trovare un ospedale in montagna è più difficile, e purtroppo Roma e Bruxelles, invece di semplificare la vita per pagare meno tasse, fanno l'esatto contrario. Quindi l'obiettivo è uscire da questa giornata con delle proposte concrete per permettere alla montagna di vivere, perché se la montagna muore, se la montagna si spopola, e poi i problemi ce li abbiamo anche noi a valle. Una volta ho parlato con una Maldara che vive spostandosi di baita in baita producendo formaggio, e mi spiegava che lo Stato italiano le chiede 1.500 euro per riscattare un mucchietto di sarsi, che la ASL per fare il formaggio le chiede le mattonelle, le vasche in acciaio, l'energia elettrica, menate di questo genere. Ora noi proveremo a portare sia Roma che a Bruxelles le proposte che oggi sentirete in questa ora, spero interessante per tutti, perché la montagna decida per se stessa. Per la montagna non deve decidere né a Roma né a Bruxelles, e laddove governiamo chiederemo che la montagna abbia un trattamento speciale, diverso, perché laddove si fa più fatica bisogna anche che le istituzioni vengano incontro ai cittadini. Se ci sono delle leggi idiote, non bisogna rispettare queste leggi idiote, perché se le leggi idiote ti possono morire, se le rispetti loro. Visto che ci sono gli ispettori del lavoro finanzieri che hanno sempre da perdere per andare a verificare lo scontrino nei rifugi a 3.000 metri di altezza, andassero a verificare le finte cooperative che ci sono, che sfruttano i lavoratori invece di andare nelle baite e nelle maglie in territorio. E quindi qua ci saranno alcuni imprenditori, alcuni sindaci, alcuni allevatori, alcuni amministratori. C'è anche quello che ha inventato l'Università della Montagna, la montagna è montagna in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, in Friuli, quindi se ci mettiamo insieme come popoli alpini possiamo portare un'unica voce a Bruxelles e a Roma, perché qua i bimbi hanno diritto di nascere, di crescere e di vivere. Se diamo retta a qualche pseudo-ambientalista, viene giù tutto. Quelli di non si tocca il torrente, non si tocca l'alberello, non si tocca la staccionata, a furia di non si tocca per proteggere va a capace tutto. Lasciamo che la montagna la curino coloro che in montagna ci sono nati e cresciuti, lasciamo che i boschi li curino quelli che li amano, e non qualche ambientalista che viene da Milano, da Torino, nel weekend perché fa chic. Questi poi il lunedì tornano nel loro attico a Milano e a Torino e se ne occupano della malta, delle vacche e dei torrenti che poi escono. Vediamo se oggi riusciamo a fare uscire gli urgenti di questi posti. Io la prima volta che ci vengo e devo dire che sarà la prima di una lunga serie, perché sono posti incantevoli che meritano tanto. Ho parlato anche troppo, adesso lascio i relatori che ringrazio, anzi applauso preventivo per tutti coloro che dedicano un loro sabato a essere qua, perché voi sapete che la Lega ovviamente paga molto bene i suoi relatori, quindi semmai dentro il caffè, ma neanche corretto, il caffè liscio, e quindi grazie. Però questo è un tema di cui non parla mai nessuno, di cui qualcuno ogni tanto si ricorda in campagna elettorale, però è vita, è storia, sono radici, è tradizione e quindi è futuro, perché qualche giornalista mi chiedeva: ma farete ancora i riti? Ma noi non è che cambiamo idea ogni quarto d'ora, però vediamo che da questa giornata dovete darci 5 proposte concrete con cui andare
a parlare a Bruxelles e a Roma per portare a casa, con le buone o con le meno buone, quello che la gente di montagna ha diritto di avere, perché si stanno preoccupando di tutti. Ha più diritto chi sbarca domani mattina a Lampedusa piuttosto che si stacca la schiena sul Mondiso da 60 anni, e quindi ci sono rotti le palle che diritto vengono per gli altri e non per i nostri. Ho chiuso, vi ringrazio, vedremo di essere rapidi, concreti, perché sicuramente gli amici giornalisti che sono qua riporteranno fedelmente le proposte della Lega per la montagna e non parleranno di altro, ovviamente, della legge elettorale, di Alfano, di Renzi, della Boschi. Ecco, mi piacerebbe che Renzi venisse da queste parti a fare un selfie, perché magari capisce che cosa significa lavorare e fare fatica. Grazie a tutti, io la fiducia di Cuba, ho visto che nel tempo a qualcuno sono avanzati un po' di colori che hanno tolerato un pochino la strada che non verso fianco a me, ed è bello che il grigio ogni tanto venga anche inquadrato da un po' di blu, da un po' di rosso, da un po' di verde, perché la strada è più allegra così. E quindi vi ringrazio e ringrazio perché hanno la responsabilità di darci qualche strumento concreto, perché questo non è un sabato di vacanza sotto il sole, non abbiamo tempo da perdere, da far perdere a nessuno, per oggi comincia una battaglia che noi vedremo di portare a casa per quanto riguarda i diritti della gente che vuole continuare a vivere qua, e poi il percorso si chiude domenica prossima a Cittadella, 3 giorni dopo il voto scozzese. Noi speriamo che ci sia da festeggiare, ma già c'è da festeggiare perché in Scozia i cittadini possono scegliere. E già poter scegliere e decidere le proprie futuro è segno di democrazia. Mentre in Italia ci dicono che non si può. E quindi sull'esempio scozzese domenica noi andremo a Cittadella in provincia di Padova perché vogliamo scegliere, vogliamo decidere. Grazie, adesso vado dall'altra parte perché da cittadino voglio capire il punto di vista di chi invece la montagna la ama, la vive, la amministra, per poter essere utile a questa gente. Grazie della giornata a tutti. Ecco, ovviamente il segnale è quello che è, la qualità del segnale. Fate conto che stiamo trasmettendo da 2600 metri, non 2000 metri, 2000 e rotti, quindi è abbastanza difficile riuscire a mandare con un audio pulito, però d'altronde siamo in montagna. Se volevate sentire una diretta bella, pulita, con tutti i crismi, sentivate qualcos'altro. Stiamo trasmettendo un qualcosa che ha a che fare anche con una certa imperfezione della forma, ma che ha a che fare di più con la sostanza. Riproviamo a collegarci, Giulio. 96 dall'anno in cui Umberto Bossi decise che questo è un punto importante per quello che dovrebbe essere Gianna Gancia, consigliere regionale della Lega Nord Piemonte, che sta facendo i saluti d'apertura. Gioca in casa, siamo in provincia di Cuneo. È importantissima e io voglio fare un grande applauso per sentire tutto il calore cunese, e saluto anche i non cunesi, a Umberto Bossi e a Matteo Salvini. Che Lega, e qui lo dobbiamo anche a loro, soprattutto a loro, ma soprattutto anche a voi che siete qua e non ci avete mai lasciato neanche nei momenti di difficoltà. E davvero dobbiamo continuare su questa strada, continuare a credere in quello che siamo stati, e abbiamo le idee chiare, avete sentito il segretario, il presidente. Continuiamo davvero, non dimentichiamoci che noi di fatto siamo in guerra, stiamo subendo una invasione che ormai sta creando dei problemi gravissimi. Noi abbiamo il dovere, il compito per noi stessi, per il nostro futuro, per i nostri figli, di difendere la nostra terra. E l'idea di oggi di far parlare chi questa terra la difende e la vive e la difesa per anni credo sia fondamentale. Le nostre origini sono queste, siamo tutt'uno con la cultura greco-latino-cristiana e vogliamo ribadirlo e lo ribadiremo sempre. L'ha fatto Umberto Bossi, lo sta facendo Matteo Salvini, lo stiamo facendo tutti insieme. Grazie a tutti!
e iniziamo anche con le proposte. Iniziamo con un uomo di grande esperienza per il nostro Sergio Divina sulla storia del Ganare del Trentino. Ecco, adesso abbiate un attimo di pazienza, cercheremo di sistemare la qualità dell'audio per quanto è possibile, ve lo dico con grande franchezza perché, ripeto, è molto difficile la trasmissione di questa diretta da 2600 metri, però io vedo Carnelli che si sta adoperando dall'altra parte del vetro, quindi io vi chiedo la pazienza di pochi minuti, ci sentiamo una bella canzone che ho preparato con amore, pensando a tutti voi e a tutte voi, e alla fine della canzone speriamo di riuscire a darvi un segnale leggermente migliore. Non cambiate stazione, anche perché non fareste un torto a me, lo fareste ai Doors, quindi alla musica, cioè. Di nuovo sta intervenendo in questo momento Sergio Divina, che è senatore della Lega Nord nel Trentino e quindi sicuramente ha una dimestichezza concreta col mondo di montagna. Ci colleghiamo subito con Pian della Regina all'intervento di Sergio Divina. Ecco, è talmente migliorato il segnale che non c'è, perché è comunque meglio di prima. Allora, rialziamo i Doors e rialziamo i Doors.
Ecco, vediamo. Un po' di regimazione delle acque. Il Eccoci. primo evento meteorico ti stravolge l'ambiente. Hai voglia poi a investire soldi di ripristini? Investiamo in prevenzione. Tieni lì queste persone e dagli un aiuto ad integrare il reddito. Io vi leggo l'ultima cosa che io dico, strano. Proviamoci, ci abbiamo provato tante volte, finalmente è passata. Ed è passata l'11 agosto del 2014 di quest'anno ed è un emendamento Lega a prima firma mia e ve lo leggo perché sono 4 nomi. I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra dei 1000 metri per l'esecuzione di opere minori di pubblica utilità nelle aree attigue al fondo come piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura neve, regimazione delle acque superficiali, previa apposita convenzione col comune, eccetera, eccetera, utilizzando esclusivamente i mezzi privati dell'azienda. I comuni, questa legge è già passata. Dobbiamo consentire ai contadini di fare con i mezzi, perché tutti hanno un trattore, hanno 4 elementi, le canalette, gli scoli, piccoli muretti, piccole manutenzioni che sono in grado di farlo senza essere iscritti come un'impresa edile. Un po' di aiuto sull'agricoltura, un po' di aiuto all'integrazione, permetteremo ancora a qualcuno di lavorare in queste terre alte, terre impervie, perché la montagna, sapete, è in salita ed è anche piena di curve. Noi non possiamo cambiare l'altitudine, però possiamo attenuare questa ripida, diciamo, dislivello e possiamo anche magari addolcire un po' le curve. Qualcosa abbiamo fatto, ma tanto c'è ancora da fare. Grazie. Ha parlato Sergio Divina, il senatore della Lega Nord Trentina. Adesso sentiamo chi è il prossimo relatore. Intanto volevo fare un saluto e un applauso a Roberto Cota, il nostro segretario nazionale della parte dedicata agli interventi politici. Sarei intervenire adesso Massimo Sartori, presidente della provincia di Sondrio. Grazie. Innanzitutto consentitemi di ringraziare chi ha avuto l'idea di fare un convegno sulla montagna, che ritengo una cosa veramente molto importante. Io sono presidente della provincia di Sondrio, che è una delle 2 province interamente montane di tutta Italia, l'altra è dell'Uno, e poi qui da voi c'è Verdano e Pisossola, che è quasi interamente montana, perché montana al 90%. Fin dalla notte dei tempi, quando i nostri avi vivevano in montagna, c'è uno spirito di appartenenza, di identità, di solidarietà tra le genti che abitano la montagna, che ha consentito di vivere anche se le condizioni sono oggettivamente diverse rispetto alla pianura. Ma io credo che ci sia un elemento che deve essere tenuto in considerazione per fare in modo che la montagna non si spopoli e che quindi le genti che le abitano la mantengano. È il fattore dignità. Io credo che questo sia un fattore assolutamente essenziale. Soltanto che in montagna i servizi costano di più rispetto alla pianura, lo sappiamo bene tutti. Ma la gente di montagna non vale che per gentil concessione la regione piuttosto che lo Stato centrale dia dei soldi per perequare questi costi maggiori. La gente in montagna, la gente dignitosa, vale un'altra cosa. Deve poter gestire autonomamente le proprie risorse. Questo è il punto centrale. E quindi la mia terra non è una terra che è autonomista per mia terra, ma per il resto confina da una parte con Trento Bolzano, che sono provincia autonoma, dall'altra parte con la Svizzera, quindi capite bene che tutte le mattine che mi alzo mi guardo a te e mi girano le palle, perché evidentemente le condizioni che ci sono attorno a noi sono oggettivamente molto diverse. Però per essere concreti voglio portare qui un argomento che io ritengo assolutamente fondamentale, che è una risorsa che esiste in montagna e che è l'energia idroelettrica, perché l'energia idroelettrica si produce là dove c'è dislivello, dove c'è acqua, e guarda caso il dislivello dell'acqua, anche se Roma non vorrebbe, è proprio in montagna. E allora voi dovete sapere che il fabbisogno energetico in Italia per il 15% è coperto dall'energia idroelettrica. E questo 15%, per fare un esempio sulla mia regione, la regione Lombardia produce il 30% di questo 15%. E la mia provincia, la Valtellina, la provincia di Sondrio, produce
il 50% dell'energia idroelettrica di tutta la Lombardia. La produzione della Lombardia è di circa 2 miliardi di euro di energia idroelettrica sui 4 di tutta Italia. Ebbene, esistono delle formule, delle compensazioni territoriali. Questo è il bene che è per la montagna, viene prodotta questa energia in montagna, non è che ce la teniamo solo noi, ma buona parte dei prodotti derivanti da questi devono essere lasciati in montagna per perequare con le maggiori costi che evidentemente ci sono in montagna. Questa è la formula giusta per poter far vivere la gente in montagna anche sui servizi costanti. E guardate che la montagna non è un bene di chi ce l'abita la mantiene questo bene, è una risorsa per tutti. Quindi questo è un esempio concreto sul lato economico. Poi evidentemente ci sono degli esempi concreti anche dal punto di vista legislativo, perché dicevo prima, noi continuiamo con 30 anni e allora non ha la possibilità di farsi le leggi. È chiaro che la montagna che ha una specificità, una legge che può andare bene per un territorio di pianura non va bene per la montagna. E allora se ci fosse un'autonomia che consente, soprattutto in un contesto legislativo, di fare delle leggi ritagliate su misura rispetto a quelle che sono le esigenze in montagna, tutto diventa più semplice. Io, guardate, non sono tra quelli che dice che l'autonomia del Trentino e di Bolzano devono essere tolte perché sono agevolati. No, io credo invece che devono essere estese. Altri territori analoghi che hanno gli stessi problemi e non possono esserci figli e figli migliori. Chiudo il mio intervento su una questione alla quale io tengo molto e che probabilmente è stata sottovalutata, la questione che riguarda le province, soprattutto nei territori montani. L'identità, la cultura, la storia, l'appartenenza viene identificata dal punto di vista istituzionale soprattutto dalle province, che sono il luogo di sintesi dei comuni, laddove i comuni in montagna spesso sono piccoli e piccolissimi. Noi ci hanno massacrato con questa legge folle che hanno fatto dalla Del Rio. Di fatto le province non le hanno cancellate, le hanno indebolite, le hanno stordite, non riusciranno più a funzionare e faremo fatica a produrre i servizi che fino ad oggi abbiamo prodotto. Questo ce lo dobbiamo dire. Ci dobbiamo anche dire l'ultima oscenità che ha fatto l'attuale governo per finanziare i famosi 80 euro che Renzi ha fatto arrivare nelle tasche di 10 milioni di italiani 3 giorni prima delle elezioni europee. Le province sono state coinvolte dopo per 344 milioni, non le province, ma i servizi erogati dalle province. Quindi oggi noi abbiamo le province che non saranno più in grado di riscaldare le scuole e di fare gli asfalti sulle strade perché lui si è venuto a fare la sua marchetta per le sue elezioni europee e questo per i territori questo non lo possono accettare. Bisogna gridare, urlare questo scempio che è stato fatto dal governo e bisogna ritornare indietro su questa legge del Rio che è una follia, che mira solo a disgregare i territori. Hanno fatto questa manovra solo per dare le province in mano al Partito Democratico. Oramai l'abbiamo capito tutti, ma soprattutto per dare in mano ai centri maggiori le province, quando invece la provincia rappresenta e identifica tutto l'intero territorio. Questo è stato un progetto politico costruito a tavolino che ha danneggiato tantissimi territori a partire dai territori montani. Quindi io chiudo veramente con l'auspicio, anche su questa cosa delle province la Lega si deve fare promotrice, perché una volta ammazzati i territori vuol dire togliere voce e dignità alla nostra gente che vive in montagna. Grazie a tutti. Grazie Massimo Perfori. Darei la parola a questo libro Barone, sottosegretario della montagna di Regione Lombardia. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per aver organizzato questo convegno. Vorrei partire da una considerazione che mi è venuta leggendo il titolo del convegno: Montagna, libertà, indipendenza. Bene, io penso che non può esserci libertà, non può esserci indipendenza se non c'è identità. E dove, se non in montagna, c'è un forte senso di identità. Noi dobbiamo sapere questa cosa. E a monte dell'identità io credo che c'è ancora un altro valore su quale dobbiamo discutere, che è la consapevolezza di avere l'identità. Ebbene, io parto da qui,
per dire che forse anche noi, gente di montagna, delle colpe le abbiamo, perché per anni, negli ultimi decenni, ci siamo dimenticati, non siamo stati consapevoli di avere un'identità e abbiamo accettato un modello di sviluppo, il modello di sviluppo delle aree urbanizzate, che ha trasformato la cultura di montagna, l'economia di montagna al servizio di un grande parco giochi, un parco giochi della montagna, che ha visto le esigenze della gente di montagna passare al secondo livello, prima l'esigenza degli altri, basato sul miraggio di dare migliore vita anche a chi abitava lì. Quel modello è andato in crisi, non dico per fortuna, perché quando un modello va in crisi si porta dietro grandi problemi. Ora noi non possiamo buttarlo via quel modello lì, ma dobbiamo trasformarlo. Il modello delle seconde case, il modello dello sport di massa, basato solo sullo sci invernale e non sulle bellezze che vediamo qui intorno. Il modello basato anche su tante iniziative che non si reggevano, che non potevano reggersi. È andato in crisi perché i mercati si sono aperti, perché l'offerta è diventata mondiale, perché non reggono più quelle cose di oggi, clicchi su internet un'offerta, costa di meno andare alle Maldive che andare al Sestoiano. E quindi adesso abbiamo questi cimiterieri di investimenti da gestire. E allora come possiamo fare? Chiedere soldi allo Stato è impossibile, lo diceva Sertori, non vogliamo neanche farlo. Io penso che dobbiamo partire dalla consapevolezza di ciò che abbiamo. E anche qui, parlando sempre di consapevolezza, io dico che non siamo consapevoli. Non siamo consapevoli. Si è consapevoli quando intanto si chiede di essere rappresentati. La gente di montagna accetta di non essere rappresentata, ma vi pare possibile nella mia regione? Siamo 80 consiglieri regionali, la provincia in cui sono eletto, la provincia di Sondrio, è grande come la Val d'Aosta. Sono l'unico consigliere regionale della provincia di Sondrio e perché nell'ultima legislatura mi sono battuto per inserire l'obbligo dell'elezione di almeno un consigliere, altrimenti non sarei stato eletto e non sarebbe stato eletto nessuno. Senza rappresentanza non c'è possibilità di far valere i propri diritti. Questa è la prima cosa. Seconda questione, partiamo da ciò che abbiamo. Abbiamo grandi risorse, abbiamo un territorio che oggi ha un valore, perché oggi la gente non cerca più quelle cose che cercava 20 anni fa e quindi dobbiamo offrire quel territorio nel modo migliore. Abbiamo l'energia, lo diceva Sertori, ma io quando parlo in Consiglio regionale del problema delle concessioni idroelettriche mi guardano così, ma anche quando ne parlo nella Lega, permettetemelo. Vale, salvo Umberto Bossi che ha sempre sostenuto e abbiamo tentato anche di far passare delle leggi e sono passate, sono state puntualmente impugnate dalla Corte Costituzionale. Abbiamo fatto una legge regionale che dava le brighe ai comuni, a Grappi e la gestione alle province. Sapete chi l'ha impugnata? Il governo Berlusconi. Dobbiamo dircele queste cose. La ministra Prestigiacomo, ministro dell'ambiente. Allora, ma è possibile che il Canton Grigioni, che confina con la provincia di Sondrio, che produce la stessa energia di Regione Lombardia, incassi tutte le tasse che le concessionarie pagano dal Canton Grigioni, 150 milioni di franchi all'anno, solo di tasse, senza contare poi i benefici dei canoni, i demaniali. E noi non abbiamo quasi niente, le briciole. E sapete, e sappiamo che il governo Monti ha fatto una legge che mette a gara il rinnovo delle concessioni idroelettriche in base all'offerta economica, non in base a un progetto industriale che potrebbe lasciare anche benefici sul territorio. E quell'offerta economica scritta in legge servirà per ridurre i costi dell'energia idroelettrica per quanto riguarda i bonus, gli incentivi fiscali che gravano sulle bollette. Quindi con le dighe che stanno sopra la nostra testa abbassiamo le bollette a tutti i cittadini italiani senza nessun beneficio aggiuntivo per chi ha le dighe e i tralicci. Ma è giusto questo. Questa è la battaglia da fare in Europa e a Roma, perché gli introiti, diceva Sertori,
solo per Regione Lombardia 1 miliardo, ma 1 miliardo all'anno. 1 miliardo all'anno, si è dimenticato di dire il Presidente della provincia. 1 miliardo all'anno. Oggi questa questione riguarda soprattutto Regione Lombardia, perché le concessioni sono scadute soprattutto Regione Lombardia, ma non dividiamoci, perché dietro l'angolo ci sono alcune del Piemonte e tante del Veneto che scadranno, e sono già scadute, e non ci sono, stanno turbinando acqua senza piccolo, non siamo in grado nemmeno di fare le gare. Perché? Perché lo Stato non ci autorizza a farle come regioni. Non solo, il titolo quinto che porta via tutte e 17 le materie concorrenti e le assegna al governo in via esclusiva, altro che Senato eletto o non eletto, se ci portano via tutte le materie concorrenti, chiudiamo i consigli regionali, cosa ci siamo a fare e come potremo rappresentare la montagna? Questo è un tema, e chiudo su un'altra questione che ritengo importante, quella della filiera bosco-legno. Oggi è in crisi il mondo dell'edilizia, è in crisi il mondo produttivo, abbiamo un patrimonio enorme sopra la testa che non siamo in grado di utilizzare. In Valtellina c'è il 10% delle segherie nazionali, il 10% sta in una provincia di 170.000 abitanti. Sapete che il 90% del legname tagliato viene dalla Slovenia e dall'Austria? Abbiamo chilometri di tir che portano il legname avendo il bosco che cresce ogni anno 5 volte in più di ciò che viene tagliato, con un territorio che viene abbandonato e occupato sistematicamente perché non più coltivato. C'è qualcosa che non funziona. Cambiamo queste leggi, aiutiamo le imprese, mettiamo la filiera in linea, facciamo capire che costruire la casa in legno è un valore aggiunto, come hanno fatto con Casa Clima. Creiamo un marchio montagna che dà qualità alle case e che certifica che quella casa, quella filiera corta, è un valore aggiunto e che dà quindi valore sia all'impresa che la costruisce sia a chi la compra. Dobbiamo provarci, queste sono le cose concrete da fare. Abbiamo il sistema degli impianti di risalita, parlo per la Lombardia ma vale anche per il Veneto. In Lombardia il sistema degli impianti di risalita ha 250 milioni di debiti, non regge più in mano alle banche, non regge più il costo dell'energia che serve per l'innovamento, è troppo alto. Non possiamo pensare oggi di abbandonare quel sistema che pure è stato sbagliato, ma che comunque oggi traina il sistema degli alberghi, degli agriturismi, dei negozi, eccetera, facendo finta di niente. Perché in Trentino, perché in Val d'Aosta possono pagare gli impianti di risalita con le dighe e noi non possiamo farlo? Queste sono le proposte concrete che dobbiamo avanzare secondo me nei consigli regionali e a Roma. A Roma dobbiamo chiedere di restituirci pienamente la gestione dell'energia. Non accettiamo una modifica costituzionale che renda la gestione del campo energetico materia esclusiva dello Stato, perché se diamo l'energia allo Stato noi non potremo più chiedere niente come gente di montagna, è la nostra prima risorsa e anche l'ambiente è la nostra risorsa e quindi il turismo che diventa materia esclusiva, ma come facciamo poi a ragionare? Quindi opponiamoci a questa cosa e portiamo avanti le battaglie per far sì che le regioni possano fare le gare sulle concessioni idroelettriche mettendo al centro il territorio, la gente e non da un lato le concessionarie e dall'altro lo Stato che deve fare cassa per farsi bello con tutti i cittadini che non hanno questo disagio sopra la testa. In mezzo ci siamo noi, la gente di montagna, e in questo processo ci dobbiamo essere. Queste sono le proposte concrete che stiamo portando avanti anche come Regione Lombardia con atti concreti. Grazie. Della materia. Complimenti ai tre relatori. Vi chiedo che voi sapete la risposta perché abbiamo altri tre che poi devono intervenire. Io vorrei intervenire adesso la professoressa Anna Giorgi, che è docente dell'Università della Montagna e direttrice del centro interdipartimentale Gentibon della Statale Università di Milano, sede discentrata di Edolo Banca Monica. Grazie.
insomma, chi mi ha preceduto ha sicuramente delineato un profilo sul quale mi inserisco molto volentieri e con una certa facilità, perché si è parlato della specificità della montagna, si è parlato di risorse, si è parlato di consapevolezza. Bene, l'esperienza che io voglio testimoniare oggi, perché è arrivato il momento di parlarne, perché abbiamo elementi che ci dicono che vale la pena andare nella direzione che noi da pionieri abbiamo iniziato a percorrere, è una sede universitaria che sta in montagna, punta sulla montagna. Il nostro slogan è studiare la montagna in montagna. Si tratta della Statale di Milano che in questo contesto alpino è riuscita praticamente a costruire un percorso che oggi chiama Aedolo, un paese, un comune come tanti ce n'è delle Alpi Lombarde, ben 250 studenti in un percorso triennale. Sono i numeri che abbiamo nei corsi di laurea a Milano. Quindi vuol dire che la montagna piace ai giovani. Questo è il primo dato significativo. E guardate, non sono soltanto ragazzi di montagna, abbiamo tanti ragazzi che provengono dalle pianure e che oggi, complice sicuramente il momento di crisi, guardano e tornano a guardare ai contesti definiti marginali, e questo è il peccato originale, che sta a tutti i livelli, mi spiace dirlo, dai livelli territoriali, regionali, fino a livello europeo, perché nel momento in cui si codifica un territorio come marginale lo si guarda solo ed esclusivamente in un'ottica di assistenzialismo, quindi si danno dei soldi perché quelli sono più deboli. Non è così. La montagna delle risorse va guardata per le risorse che ha, va governata per le risorse, per mettere a valore le risorse che possiede e a quel punto diventa motore di sviluppo, diventa opportunità. E questo lo dico perché con la nostra esperienza lo abbiamo verificato. Noi formiamo giovani che hanno gli strumenti conoscitivi e sanno utilizzare la tecnologia, banalmente conoscono l'inglese, pertanto sono capaci di promuovere tutto ciò che fanno, agricoltura, prodotti di qualità, territorio, in un contesto europeo. Oggi è essenziale, se non ci si muove in questo modo si è perdenti. Sanno fare prodotti agroalimentari di qualità. Farli in montagna non necessariamente significa farli bene, ci vuole un passettino in più. Che guardate oggi è ancora più necessario perché lo sfilacciamento delle attività tradizionali dovute proprio ad un abbandono e al tentativo di violare determinati percorsi storici, culturali che hanno sradicato alcune delle attività tradizionali dei territori montani con meccanismi appunto legati al supportare economicamente senza chiedere in cambio, quindi l'assistenzialismo. Oggi è indispensabile, come dire, dare strumenti conoscitivi, tecnici, anche banalmente per ritornare, come una volta si faceva, a fare bene prodotti di tipo agroalimentari, ma poi a venderli attraverso internet. Io testimonio l'esperienza di molti nostri laureati, ma insomma in tutto l'arco alpino, che vendono il loro formaggio negli Stati Uniti con il web. Bene, è possibile, funziona, assolutamente sì. La qualità della vita è alta. I ragazzi che fanno queste scelte sono felici e vivono bene, sicuramente meglio dei ragazzi che stanno in città e che oggi con tanto di laurea e titoli di studio si trovano a lavorare nei call center a poche centinaia di euro al mese se va bene, o a fare stage gratuiti. Bene, allora bisogna avere il coraggio di guardare alle montagne, non come aree marginali, aree con handicap. Questo è il termine che si trova in tutta la legislazione che riguarda la montagna. A livello europeo la montagna viene presa in considerazione solo nelle politiche agricole, punto, sbagliato.
ci vogliono politiche integrate. La montagna va guardata a tutto tondo, e se la si guarda così e se la si gestisce così e se si fa leva su quanto io ho sentito citare, l'orgoglio di appartenere al proprio territorio. Questa cosa c'è ed bisogna andare a negoziare nei tavoli dove si negozia a petto in fuori quando si rappresentano le montagne, e guardate, questo non succede, perché a me è capitato di partecipare a vari tavoli, ovviamente da tecnico, no? Quindi con ruoli di tipo tecnico, e io il petto in fuori da parte di chi rappresenta i popoli montani, alpini, l'ho visto poche volte. Ecco, si parte svantaggiati perché ci si sente svantaggiati, perché ci è stato detto e ci è stato inculcato che le montagne sono svantaggio. Bene, bisogna liberarsi completamente da questo preconcetto, perché le montagne sono diverse dalla pianura, ovvio, sono verticali, è la verticalità che le distingue, ma guardate, la verticalità è l'origine delle risorse delle montagne. È stato detto l'acqua scende perché sta su, quindi la verticalità, e fa energia che fa funzionare il nostro mondo moderno, punto. E quindi i boschi, le foreste sono state citate. Bene, perché ci sono? Perché c'è la verticalità, cambia il clima salendo, va bene, e di conseguenza abbiamo essenze sempre più pregiate, sempre più importanti, che si possono sfruttare con una ricaduta economica. Bene, allora noi ai nostri ragazzi insegniamo a fare questo con gli strumenti che la modernità dà, la tecnologia, la conoscenza, che porta alla consapevolezza e alla capacità e all'abilità di far sfruttare le risorse. Questo è il principio, e ripeto, a me piace dirlo forte e chiaro, arrivato a questo punto funziona. Aggiungo un'altra cosa: questo paese, piaccia o non piaccia, ha tutto l'arco alpino, tutto. Gli altri stati alpini ne hanno un pezzetto. Ora, quando si parla con un americano e si parla di Alpi, l'americano dice Svizzera, dovrebbe dire Italia, perché noi abbiamo tutto l'arco alpino e abbiamo il versante meridionale, che è quello in assoluto più interessante, perché sul versante meridionale avvengono prima fenomeni, per esempio, legati al cambiamento climatico. Potremmo già oggi essere il laboratorio a cielo aperto del contesto europeo per studiare che cosa accade. Non ci siamo mai proposti. Io partecipo ad alcuni tavoli a Bruxelles dove si parla di montagna. La leadership di chi è? Scozzesi, e viva, voglio dire svizzeri, quindi guarda caso non sono membri della comunità, ma su questi temi tracciano il sentiero. Bene, non esiste, noi non possiamo più perdere tempo su questo tema. Questo paese, piaccia o non piaccia, ha una quantità di montagna tale per cui non si può immaginare di essere competitivi dimenticandosela o trattandola come mera area marginale, solo handicap. Quindi norme che, come è già stato detto, io non mi dilungo, non è il mio mestiere fare le leggi, il mio mestiere è capire come mettere a valore le risorse. Bene, è indispensabile però, e questo l'abbiamo capito anche noi, che l'impianto normativo tenga conto delle specificità, ed è indispensabile che i modelli di sviluppo siano legati alle specificità territoriali. Prendere i modelli di pianura e volerli trasferire nelle montagne significa prendere una 42 d'Italia e volerla mettere addosso a chi porta la 56. Questo è il punto. Non funzionerà mai, l'abbiamo capito, abbiamo fatto dei danni pazzeschi. Cercare di rendere intensiva l'agricoltura di montagna, follia. Trasferire le vacche dagli alpeggi alle stalle in fondo valle, solo costi, abbattendo l'unico elemento vincente delle montagne, la qualità. Il latte delle vacche che mangiano questi pascoli, che si nutrono in questi pascoli, non è confrontabile a quello delle vacche che stanno in stabulazione in pianura o nei fondovalle. Lo vogliamo capire? Ecco, e allora ci vogliamo accontentare di produrre un po' meno e la smettiamo di dare da mangiare mangimi, per esempio, alle nostre vacche? Produciamo un pochino meno, ma produciamo qualità. Il mondo viene in Italia per due ragioni: la storia, la cultura,
che c'è e trasuda in tutto il paese, da nord fino al profondo sud, dove ci sono le tracce della cultura, le testimonianze della civiltà occidentale. Bene, vengono però anche in Italia per mettere le gambe sotto il tavolo, per mangiare. E allora noi che cosa stiamo facendo per valorizzare tutto questo? Omologhiamo, seguiamo chi sta portando, come dire, la nostra economia al disastro, perché questa è la verità. Bisogna andare in un'altra direzione, è evidente e chiaro. Chiudo dicendo, e chiudo davvero, che di tutti questi argomenti discuteremo ad Arco Ario Termini settimana prossima, dal 17 al 19 di settembre, in un convegno internazionale che si chiama Forum Alpinum ed è organizzato da un comitato scientifico internazionale di ricerca alpina che accorpa tutti gli stati alpini, perché la dimensione nella quale noi dobbiamo ragionare è questa, omogeneità territoriale. E qui, oltre a, io poi lascerò dei programmi, oltre ai contributi di carattere tecnico, agli stimoli, legati un po' alle cose che ho anticipato, ma a molti altri, ci sarà una tavola rotonda politica, perché è indispensabile passare per la politica per valorizzare le aree montane. La tavola rotonda politica vedrà la partecipazione del livello governo, Parlamento, territorio, regioni, Europa. Ecco, allora siete davvero tutti invitati. La tavola rotonda politica è fruibile anche in streaming, perché noi siamo in montagna ma usiamo la tecnologia e sappiamo far girare con grande efficacia le buone idee, e funziona, perché poi queste contaminano, sono virali, e quindi collegatevi, per chi non può venire ad Arco Ario Termini, non è vicino certamente, collegatevi in streaming, sarà possibile mandare dei tweet e quindi partecipare attivamente alla tavola rotonda, perché noi dalle montagne vogliamo fare scuola. Grazie. Grazie Anna Giorgi. Proseguiamo ora con il professor Sergio Gilardino, ex docente di lingue e letterature comparate all'Università McGill di Montreal, è nato e cresciuto nelle nostre montagne, un amico della provincia di Cuneo, ci ha aiutato in tanti percorsi educativi e culturali anche in questo anno, è sicuramente una testimonianza ricca sia dal punto di vista educativo ma soprattutto dal punto di vista storico-culturale. E l'avete ben capito, io mi occupo di una cosa che sembra molto marginale in un contesto come questo. Io mi occupo di lingue slave, lingue germaniche, lingue neolatine, lingue celtiche, ma in Canada, paese di cui sono cittadino, mi sono occupato molto anche di piccole lingue, le lingue degli amerindiani, dei moicani, degli irochesi, dei Cree, degli algonchini. Il governo canadese ha messo in atto una politica veramente straordinaria, quella di far recuperare a questi popoli la loro ancestralità, la loro identità. A mano che queste lingue ritornavano in auge, diminuiva l'alcolismo, diminuiva la violenza, diminuiva la malattia psichica, diminuivano i disordini sociali. Io mi sono occupato di questo programma e un giorno qualcuno qui in Piemonte, sono venuto per una conferenza, mi ha detto: perché non ci aiuta con le nostre lingue? Il Piemonte è una regione eccezionale, l'unica regione d'Italia che abbia 5 lingue ancestrali. La più antica lingua germanica al mondo, parlata non in Germania, è parlata qui in Piemonte, il Valsernordisch. La più antica lingua neolatina, l'occitano, la lingua in cui hanno poetato per la prima volta i poeti dopo la lunga notte del Medioevo. Il franco-provenzale, il francese e il piemontese. Il piemontese, con i piemontesi che adesso lo snobbano perché vogliono parlare altre lingue, il piemontese ha 2.800.000 locutori. Ci sono più persone che parlano il piemontese che persone che parlano il gallese o il basco. Perché dedicare
dedicare tanto tempo e tante energie a codificare queste lingue? È molto semplice. Vi voglio portare in un piccolo aneddoto. Guglielmo il Conquistatore, dopo la battaglia di Hastings, 1066, la prima cosa che ha fatto all'indomani della vittoria, quando ha conquistato la Gran Bretagna, è stato mandare per le campagne le sue squadre di cavalieri. Cercavano persone che non avessero calli sulle mani. Sapete perché? Perché se non avevano calli sapevano leggere e scrivere e potevano tramandare la loro lingua e la loro ancestralità. Un popolo che perde la sua lingua perde la sua indipendenza. E qui entriamo nel vivo della situazione. Lingua, cultura, economia. Permettetemi in questo contesto di farvi notare una cosa. Ci sono 330 milioni di statunitensi, ce ne sono altrettanti nella Russia, ci sono 190 milioni di brasiliani, ci sono 1 miliardo e 300 milioni di cinesi, ci sono 680 milioni di indiani, ci sono 28 milioni di ebrei in tutto il mondo. Sono i più potenti banchieri, i più potenti finanzieri, i più potenti, i migliori chirurgi, i migliori avvocati, i migliori tutto. Dopo 2000 anni di silenzio hanno resuscitato la loro lingua. Noi che la lingua l'abbiamo ancora, se la vogliamo lasciare tagliare. Un concetto completamente sbagliato è quello che se i bambini imparano il dialetto, non è un dialetto, lo vedrete tra un istante, se imparano il dialetto non imparano più l'italiano e l'inglese. È vero il contrario. Abbiamo fatto esperimenti con i bambini amerindiani, algonchini, e ci siamo accorti di una cosa, che quelli che in casa parlavano l'algonchino imparavano il francese e l'inglese molto più rapidamente e molto meglio di quelli che in casa non parlavano questa lingua. E quindi quelli di voi che parlano ancora l'occitano, il basso e corso il piemontese, parlendo le masnà, faccio su chi sede. Adesso l'ultima parola su quei dialetti e le lingue. Stando 6 anni con i valser, credetemi, non è un'esperienza facile, stando 6 anni con i valser, gli anziani a memoria collettiva mi hanno fornito 40.000 parole, pubblicate in un dizionario ovviamente che registra queste parole. 40.000 parole. Con i provenzali adesso, negli ultimi 5 anni, mi hanno dato 60.000 parole. A memoria, piante, fiori, animali, operazioni domestiche, ma anche questioni di sentimento, di poesia, di odio, di amore, eccetera. Sapete quante parole usano i nostri giovani oggi con il Twitter e i telefonini? 2.800. 3.000 è la soglia della follia. Ma quando sentite gente che usa 40.000 parole per esprimersi e gente che ne usa 2.800, chi è che parla il dialetto e chi parla una lingua? Non ci sono dialetti e non ci sono lingue, come non ci sono popoli superiori e popoli inferiori. Ci sono solo lingue parlate bene e lingue parlate male. Bisogna che ci mettiamo in mente una cosa, che accanto ai problemi dell'economia, ai problemi della politica, ai problemi della società, c'è un problema ancora più profondo, che è quello dell'identità. Io sono piemontese, parlo le lingue del mondo, ma in cuor mio vi dico una cosa, al piemontese non è paese, più che al resto, ma non diremo. Grazie. Il professor Gilardino. Adesso veniamo agli amministratori di questo nostro Piemonte, della zona alpina di questo nostro Piemonte. Iniziamo con Walter Marin, che è il sindaco del comune di Sestriere, già sindaco delle Olimpiadi invernali 2006. Questo lo si trova.
Ciao Piemonte, mi accettini solo, sono il primo piemontese che inizia a parlare, quindi e per rispetto adesso, bellissimo professore, ma è stato un piacere ascoltarla veramente. Allora, mi hanno detto di ricordare la mia esperienza come amministratore di una realtà turistica. Do piccoli dati. Sestriere, il comune più alto d'Italia, viviamo di neve, viviamo di turismo, solo ed esclusivamente di turismo. 900 residenti, ma 1800 posti di lavoro. Questo fa capire cosa vuol dire. È un'industria però di cui purtroppo il governo italiano non ne tiene conto, perché le industrie sono diverse. Sono quelle che vanno dove magari le fabbriche coste e decotte stanno chiudendo con le bandiere rosse a sventolare, ma nella nostra realtà, diciamo, di montagna non gliene frega niente a nessuno. Allora, vi porto la mia esperienza. Io sono all'ultimo anno del primo mandato, quindi il quinto anno. In questi 4 anni ho ridotto il 25% di spesa di funzionamento del mio comune, che ho utilizzato per 2 motivi. Uno, a difendermi dallo Stato perché non ho più dato trasferimenti. Secondo, per non andare ulteriormente ad aggravare di tasse i miei cittadini, e questo mi ha consentito di non applicare addizionale IRPEF, non applicare la Tasi, dare alle nostre scuole, aprire un asilo nido, che credo che sia l'unica realtà sotto i 1000 abitanti, scuola elementare, scuola media, scuola materna. Abbiamo portato i tablet e le lavagne interattive nelle nostre scuole, dando ai bambini alla quarta elementare e poi anche i tablet, perché dobbiamo salire dal punto di vista, diciamo, della modernità. Questo cosa significa? Che in una realtà come la nostra, dove effettivamente viviamo solo e solamente, cosa è che ho dovuto fare? Lo Stato mi ha detto, complimenti, sai cosa devi fare adesso? Io mando 1,5 milioni di euro, 1,5 milioni di euro, allo Stato a Roma come fondo di solidarietà. Io lo chiamo fondo di rapina, perché quando tu cerchi di amministrare in modo sano, in modo serio, cerchi di non aggiungere tasse che ne abbiamo già ormai troppe, cosa fa lo Stato? Non è che ti dica chi va oltre il costo standard magari lo penalizzo e chi eventualmente sta sotto cerco eventualmente di premiarlo. No, queste regole non esistono, perché purtroppo bisogna mandarlo giù. Allora io cosa ho fatto 2 anni fa? Sono andato dal collega di Cervinia, una realtà come la nostra, più o meno gli stessi abitanti, vivono anche loro solo di turismo. Cosa mi ha detto il mio collega di Valtournanche? Dice, sai che io dalla regione autonoma a statuto speciale Val d'Aosta tutti gli anni prendo un assegno di 1.300.000 euro e mi dice, fanne quello che vuoi. Allora, a questo punto io dico, ma per quale motivo? Questa è concorrenza sleale. Allora, dobbiamo essere tutti regioni autonome a statuto speciale. Non che loro trattengano, mi riferisco alla Val d'Aosta, mi riferisco al Trentino, la Sicilia, la Sardegna, non è che sia un caso solo del nord Italia, è un caso che coinvolge tutta l'Italia. Perché non dobbiamo trattenere il 100% di tasse quando io invece mi ritrovo che siamo il 35-36%? Allora scendano un po' loro, tagliamo un pochino noi e ogni singola regione rinforzi quelli che sono eventualmente le proprie industrie e i propri elementi. La mia è un'industria che non si esporta, non c'è rischio che vada in Romania, in Albania o eventualmente vada in altri posti in Europa dove il costo del lavoro è più basso. Vengono la gente da noi portando denaro fresco. Allora, qual è la proposta che io faccio? Lega, forza, avanti con l'autonomia delle regioni, a statuto speciale. Tutte le regioni d'Italia, tutte indistintamente. Questo è un bel modo di fare. Allora, se io un'industria che tiene, difendiamola, non lasciamola andare via. Ma questo c'è bisogno che ci sia a livello nazionale. Io chiedo veramente la direttiva Lega, via con l'autonomia delle regioni, avanti. C'è un'Europa, guardiamo non solo come eventualmente area italiana, ma c'è la Francia vicino a noi, c'è diciamo la Costa Azzurra piuttosto che l'Alta Savoia. Parliamo di regioni europee, diciamo, che abbiano una politica e una strategia veramente più forte. Questo è quello che io chiedo, via con l'autonomia a tutte le regioni d'Italia. Grazie. Grazie. Ci sono anche comuni che non applicano Tasi, perciò vedete, doppio applauso, bravo. Allora, Renzo Riscardi, sindaco di Brontano, provincia del Verbano, Cusino-Ossola. È un comune montano. Ciao Renzo. È sicuramente un bel giorno oggi e quindi comincio ad augurarvi buongiorno e darvi del ciao perché
mi piace essere alla portata di voi per potervi dire le cose che vado a dirvi. Quelli che mi hanno preceduto hanno di fatto dimostrato l'appartenenza a quella che è la montagna, e il titolo del convegno, già ricordato, lo è appieno. In montagna essere liberi non è una condizione, è un concetto, è punto e basta. Essere indipendenti non è una parola, è data soprattutto dal fatto geografico, si è indipendenti anche per geografia, e poi si è responsabili, sì, perché la montagna, ritornando al discorso delle centrali idroelettriche, quando sono iniziate la montagna ha concesso tutto, in cambio di qualche cosa, in cambio dei servizi che allora erano arrivati. Puntualmente poi cosa è successo? È successo che mano a mano l'energia era in mano ai potentati e hanno cominciato a chiudere le scuole, hanno cominciato a chiudere le poste. Quando andavo a scuola io, per ricordare, e ringrazio il professore, quando le maestre parlavano con i professori, quando la maestra parlava con i genitori diceva: ah, ma sa, non dovreste parlare il dialetto in casa, perché è l'italiano la lingua. E così è nata quella cultura della distruzione della lingua parlata in dialetto. Per fortuna io sono ancora uno di quelli che la conosce. E quindi dico responsabilità perché se la montagna è data responsabilità, e qui è quello che io volevo, e poi vado ad aggiungere due cose al collega sindaco dire, è che adesso abbiamo bisogno della pianura, perché la responsabilità di aver dato vuol dire che adesso in qualche modo deve ritornare, ma i numeri non sono dalla nostra parte. Basta pensare alle elezioni in provincia, le elezioni della nuova provincia, che è un'illusione che sono state cancellate, è in forma proporzionale, in base ai numeri, e rende ridicolo e irrisoria la partecipazione di un comune di 500.000 abitanti, perché faccio l'esempio di Verbania, rispetto al consigliere di Verbania che ha l'equivalente di 600 voti, il consigliere del comune di Trontaglio, che ha 1.700 abitanti, vale 49 voti. Dov'è che c'è la rappresentanza della montagna in una legge fatta così? Bisogna tornare indietro, quindi cancellarle queste norme, perché il potere della montagna è nell'essere amministrata correttamente. Poi la montagna non ha problemi grossi, la montagna ha solo visto crearsi problemi. La montagna si è vista portare via l'acqua, si è vista portare via l'acqua potabile, si è vista portare via l'energia, si vede obbligato a partecipare a consorzi dove il voto è in millesimi, quindi qualsiasi scelta viene determinata dai grandi centri, e noi ci troviamo rilegati a subire, e lo continuiamo a fare. Poi, detto questo, rimane l'argomento che ha introdotto il collega sindaco, di che cosa si fa. Il mio non è un comune turistico, non ha seconde case, quindi per fortuna non applico la tradizionale IRPEF, applico l'IMU al minimo e purtroppo applico l'IMU alla TASI. Ho il problema inverso del collega, perché avendo una strada di collegamento vedo strecciare le macchine a tutta velocità, non ci posso fare niente perché è di competenza di un altro ente, e quindi basare i vigili non puoi, perché se la strada non è classificata e dal prefetto, il prefetto non ti autorizza, non lo puoi fare. Quindi ecco, il concetto è: aiutiamo la montagna riportando norme, riportando leggi che sono per la montagna. Noi non chiediamo nulla, chiediamo solo di essere liberi nel gestire quel poco che abbiamo. La dimostrazione è stato ricordato poc'anzi. La dimostrazione che la montagna è bella è perché chi ci lavorava, chi ci viveva, chi ha costruito, aveva il senso delle cose e si è integrato perfettamente nella montagna. Grazie e grazie dell'ospitalità. Grazie Renzo, voi sindaci siete dei baluardi del territorio. Allora, adesso diamo la parola a uno che vive, lavora quotidianamente l'economia di montagna. Margaro, Presidente Associazione di Difesa Alpi Piemonte, Giovanni Dal Nastro, che è anche un amico e una persona molto brava. Grazie mille a tutti, buongiorno a tutti. Ecco, io sono un Margaro che da anni alpeggia qua in Valle Po, precisamente qua a Pian della Regina e a Pian del Ragno.
Io faccio parte di un'associazione che è appunto la DIALPI, Associazione di Difesa degli Alpeggi del Piemonte, che è nata per risolvere le problematiche e portare a conoscenza delle istituzioni di queste che si erano create ultimamente intorno alla nostra attività. Ringrazio la Lega che mi ha dato questo spazio a partecipare a questo forum per esporre questi problemi. Incomincerei subito col problema più grave, che è quello della speculazione. Allora, ultimamente intorno ai nostri alpeggi si è creato un sistema speculativo di gente che ha incominciato a interessarsi alle nostre superfici per poter far soldi. Colpa di questo è la politica agricola comune. Purtroppo è partita con un aiuto alle nostre aziende e poi è finito, questo aiuto finisce per farle morire, per ucciderle, almeno le aziende piccole di montagna come noi Margari. E arriverei subito a partire da dove è partito il problema. Nel 2005, con la riforma della nuova PAC di quell'epoca, gli aiuti purtroppo dobbiamo assolutamente andare in pubblicità, ma rimanete in ascolto perché tra poco ci saranno anche gli interventi politici di Roberto Cotta, Roberto Calderoli, Umberto Bossi e Matteo Salvini. Soffri di dolori alla schiena, alle articolazioni o alle ossa? Hai problemi di artrosi o artrite? BioLife Therapy è la soluzione che aspettavi. Chiama adesso il numero 039 9630 465 per una prova gratis e senza impegno a casa tua. Sei stanco di prendere antidolorifici e desideri vivere senza dolore? BioLife Therapy cambia la qualità della tua vita. È un dispositivo medico professionale certificato per uso domiciliare che svolge una terapia curativa e biorigenerante per tutta la famiglia. È totalmente privo di effetti collaterali. Elimina tutti i tipi di dolori come spalle, cervicali, mal di testa, dolori alle ossa, dolori muscolari. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Un esperto verrà a casa tua e ti farà provare subito i benefici di BioLife Therapy, gratis e senza alcun impegno. Di addio per sempre ai tuoi dolori. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità, che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Sono le 12:02. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Un segreto nascosto nel passato. È un uomo meraviglioso, ma qualcosa lo divora. Basato su una storia vera. La guerra ti segna per la vita. La migliore interpretazione di Colin Firth da Il discorso del re. Mi sorprende che tu non mi riconosca. Non immaginavo che tu fossi ancora vivo. I premi Oscar Colin Firth e Nicole Kidman. Le due vie del destino. Dall'11 settembre al cinema. Lei è Annie. Ho avuto un'idea. Perché non ci filmiamo mentre facciamo sesso? Lui è Jay. Questa non è un'idea, è un'illuminazione. Volevano riaccendere la passione, ma hanno dimenticato di spegnere il cloud. Nessuno sa cos'è il cloud. È un cazzo di mistero. Cameron Diaz in Sex Tape, finiti in rete. La notte di sesso più condivisa dell'anno. Dall'11 settembre al cinema. Dopo un boss in salotto, Rocco Papaleo. Sono stato tanti anni in prigione, ero innocente. Incontra Sergio Castellitto. Ho preso una decisione, che è quella di volerti aiutare. E niente sarà più come prima. Che cosa ci guadagnerei io? Risarcimento. La buca, un film di Daniele Ciperì, dal 25 settembre al cinema.
dal regista di Nikita e Leon, Luc Besson. Si ritiene che noi usiamo solo il 10% delle nostre capacità cerebrali, ma se ci fosse un modo di utilizzare il 100% del nostro cervello, cosa saremmo in grado di fare? Morgan Freeman Sono capace di fare cose che non ho mai fatto prima. e Scarlett Johansson, Lucy, da giovedì 25 settembre al cinema. 12 ragazzi vogliono provare a fare una cooperativa di agricoltura biologica su queste terre. Quel Cosimo, il fattore del boss. Vengo a stare in cooperativa con voi. Ma noi facciamo biologico. Facciamo il biologico, ma è un modo di dire, no? La nostra terra, un film di Giulio Manfredonia con Stefano Accorsi e Sergio Rubini, dal 18 settembre nei cinema. Quando la città ha bisogno di eroi, loro arrivano. Sono tartarughe. C'è qualcos'altro che dovremmo sapere su di loro? Sono ninja. Dal produttore Michael Bay e con una super Megan Fox, Tartarughe Ninja, da giovedì 18 settembre al cinema. Regola numero 1, eliminazione dei sentimenti. Il nostro popolo scelse di fare a meno delle emozioni. Regola numero 2, eliminazione delle opzioni. Quando la gente ha la libertà di scegliere, fa scelte sbagliate. Regola numero 3, il sistema non si discute. Domattina salta l'iniezione. È contro il regolamento. I premi Oscar, Mary Streep e Jeff Bridges in The Giver, dall'11 settembre al cinema. Nel sottosuolo di Parigi si nasconde un segreto, Fermatevi, questo è l'impero dei morti. ma la strada per scoprirlo Dov'è finita l'entrata? Aspettate, qui c'è qualcosa! è senza ritorno. Andate avanti! Andate avanti! Necropolis, la città dei morti. Mio Dio! Da giovedì 11 settembre al cinema. Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario. E torniamo in diretta con Pian della Regina, ancora l'intervento del Malgaro, mi sembra che è in onda. E quindi dicono il ricorso. Il motivo del Consiglio di Stato è che queste aziende da questo non incasso venivano danneggiate. Ma e i Margari che non hanno più né la condizione dell'asseggio né i titoli, perché nel frattempo, senza far domanda, dopo 2 anni il titolo viene così viene perso, vanno alla riserva nazionale. Questi Margari cosa fanno? Se prima pagavano 5.000 euro e prendevano 15 di contributo, adesso ne pagano 15.000 e prendono 0 di contributo e fanno prendere i soldi a altre aziende. Questo li sa io dico rendita, ma non è una rendita per questa gente, è una truffa legalizzata. Quindi a questo punto per la campagna 2014 questi signori incassano i soldi come prima, punto, milioni di euro sulle nostre spalle. A questo punto noi ci siamo di nuovo abbiamo di nuovo preso la battaglia, abbiamo di nuovo cominciato a fare dei documenti, ma a questo punto l'abbiamo fatto sulla nuova riforma PAC 2015-2020 e al momento non sappiamo ancora il risultato di questo, però speriamo che la politica sia stata attenta e abbia attuato delle regole che questi signori abbiano o debbano portare i loro animali, e in questo abbiamo anche chiesto che il titolo messo sull'estero di montagna venga calmierato, in modo che i Margari abbiano competitività in questo. Questo io dico e denuncio questa cosa questa cosa va avanti da 10-12 anni, no? Io dico a quei politici, a quelle organizzazioni sindacali, a quelle associazioni di categoria che hanno permesso questa truffa, questa speculazione sulle nostre attività, e hanno rovinato uno dei più bei mestieri al mondo, che produce quello che produce, che allora quel che allora. Io dico a questi signori: vergognatevi, perché il meritato sono questo. Ed è così che si chiude il convegno sulla montagna, quindi adesso chiudiamo il collegamento e ricominciamo più tardi con magari le parole di Matteo Salvini, che è qua a Pian della Regina. A più tardi.
Allora, avete sentito, si è chiusa la parte del convegno. Se avete insomma sentito quali sono le vostre impressioni, quali sono le cose che vi ha suscitato questa mattinata in cui si è parlato di montagna con grande concretezza, ma anche con uno sguardo molto ampio, penso all'intervento del professor Gilardino. Se volete farcelo sapere, il numero per intervenire per SMS al momento è 346 64 277 56 e insomma siamo qua ancora insieme per un'ora per parlare di montagna, di quello che è stata questa mattinata insieme. Fatemi sapere qualche osservazione. Adesso ci sentiamo una canzone e tra poco vedremo di ricollegarci magari con Pian della Regina per avere qualche inquadratura diciamo così fuori dal palco. Vediamo cosa riusciamo a combinare.